Buonasera e benvenuti a Circolo Sport City, laddove la Selcetta sta per ospitare il San Paolo Ostiense nella seconda giornata della categoria Pulcini 2006. Azione immediata tentata dal San Paolo Ostiense dalla sinistra, rientrano, poi c'è un rimpallo, la palla va fuori, un altro dribbling, parte un tiro ed è il gol del vantaggio del San Paolo Ostiense, 1-0. La reazione della Selcetta, ma la palla è ancora per gli ospiti sulla sinistra, fino ad un rilancio, possono correre sulla fascia i piccoli ragazzi in maglia rossa, c'è un assist, il tiro, la respinta. Selcetta in pressione, ora può battere un fallo laterale dalla fascia sinistra. Viene rimessa la palla, c'è un buon assist filtrante, rimane lì la sfera, un altro contrasto e poi un tiro largo. Azione a centrocampo del San Paolo Ostiense che rischia tantissimo sulla pressione dei padroni di casa che la riconquistano, respinta del portiere che poi sul tap-in non può nulla, pari Selcetta 1-1. Altra rimessa laterale, stavolta sotto la nostra postazione per il San Paolo Ostiense che la mette, un ottimo dribbling, poi dal fondo si supera il portiere sul primo palo. Occasione San Paolo Ostiense, una punizione da battere con tanti uomini in barriera, c'è infatti la respinta, rimane attivo l'attacco degli ospiti che partono sempre da fuori, facile la presa. Nel cerchio di centrocampo l'azione, poi un lancio in verticale, è scoperto il San Paolo Ostiense, allora occasione per la Selcetta, altro tracciante, stavolta la palla è sotto la traversa, 2-1. Dopo la grande esultanza per il risultato ribaltato, devono stare attenti i ragazzi in maglia rossa perché il San Paolo attacca ancora con i dribbling forsennati fin dentro l'area di rigore, parte un tiro sull'esterno del palo. Temibili le incursioni del San Paolo Ostiense che qui però si scopre in fase di possesso, e attenta la Selcetta che si getta in contropiede in area di rigore e arriva anche il gol del 3-1. Esultano i ragazzi in maglia rossa e fanno bene perché il San Paolo Ostiense è un avversario difficile. La Selcetta continua però a giocare bene, stavolta dalla fascia con un cross e il tiro finisce fuori non di molto. La partita è molto bella, le squadre non si risparmiano in pressing, come qui il San Paolo Ostiense che riesce alla fine a sradicare palla alla Selcetta. È un 2-0 e nulla, poi il portiere della Selcetta, 2-3. Momento difficile Selcetta, calcio d'angolo per gli ospiti, lo battono con una soluzione corta, un altro scambio all'altezza del corner, poi un cross a ritroso, provano a difendere i rossi e ci riescono. Nonostante il vantaggio sia minimo, la Selcetta non rinuncia ad imbastire le azioni palla a terra partendo da dietro, qui però sbaglia, attenzione sul primo palo ed è il gol del pari del San Paolo, 3-3. Situazione di nuovo ribaltata, la Selcetta spinge sulla destra come al solito, provano a rincorrere i ragazzi in maglia blu, ma è travolgente il dribbling, salta tre uomini, va giù. C'è stato fallo, è stato assegnato calcio di rigore, vediamo chi lo andrà a battere. Ci sono due ragazzi sul punto di battuta. La rincorsa, il destro ad incrociare, senza appello, 4-3 Selcetta. È una partita infinita perché il San Paolo ci sta credendo, la Selcetta non rinuncia al suo gioco avvolgente che passa ancora dalla fascia destra, un'altra grande progressione, c'è un cross dentro e l'occasione per chiuderla. Azione qui sul settore di sinistra della San Paolo Ostiense, deve difendere la Selcetta, uno degli ultimi possessi ma l'uomo viene saltato e sul primo palo arriva anche il 4-4. Partita ora un po' confusa, attaccano quelli della Selcetta, provano a correre per tenere in campo il pallone ma finisce qui, triplice fischio, è 4-4 tra Selcetta e San Paolo.